Bentrovati al nostro consueto spazio dedicato ai temi della salute. Staremo insieme fino alle 14:30 per parlare insieme all'ospedale di Motta di Livenza di quanto questo sia un punto di riferimento nella riabilitazione, ma non solo, anche nei servizi ambulatoriali, nei servizi di check-up e nel servizio Horas Plus, che è insomma in partenza proprio in questo periodo, e poi ne parleremo approfonditamente perché è un servizio importante per tutti i cittadini. E dunque saluto e ringrazio i miei ospiti: Manuela Tonon, responsabile area ambulatoriale e servizi sanitari per esterni in Horas, ben trovata. Do il benvenuto anche al dottor Quirino Messina, medico internista e coordinatore check-up percorsi salute in Horas. Buongiorno, ben trovato. Abbiamo in collegamento Skype il dottor Giancarlo Addonisio, responsabile servizio di radiodiagnostica in Horas. Buongiorno dottore, ben trovato anche a lei in collegamento con noi. Eccoci. Allora parto da lei, dottoressa Tonon, perché Horas in questo anno, in questo 2024, compie 20 anni, quindi una storia molto importante, una storia di servizi fondamentali per i cittadini, una storia anche che insomma è una storia del poliambulatorio, no? Ci vuole raccontare un po' come è evoluto il poliambulatorio e le prestazioni specialistiche che vengono erogate in Horas? Sì, Horas nasce come ospedale riabilitativo 20 anni fa da una riconversione di un ospedale generalista, una riconversione ad indirizzo riabilitativo. Per convertire l'indirizzo riabilitativo, diciamo che è venuto di conseguenza anche una necessità, soprattutto per i pazienti ricoverati all'interno dei vari reparti riabilitativi, in special modo la parte cardiologica e la parte anche di riabilitazione fisica, la necessità di varie prestazioni specialistiche che dovevano essere erogate in favore di questi pazienti, e quindi a supporto dei reparti era necessario avere anche una serie di specialità ambulatoriali che potessero venire incontro a questi bisogni di salute. E sono tante e disparate. Che sono tante e disparate, e si è colta l'occasione per dare un servizio anche al territorio, non solo all'ospedale. Per cui il poliambulatorio, che siamo partiti con pochi ambulatori, con poche specialità tra l'altro, che potessero essere quelle principali, partendo dalla radiologia, un po' di angiologia ed oculistica, per poi invece spaziare e diventare un'ampia gamma di specialità che potessero essere sia a servizio dei pazienti ricoverati, ma soprattutto anche a servizio di tutta la popolazione del territorio pitergino-mottense. Sempre in un'ottica di servizio anche verso l'azienda ULSS 2, che in Horas ha sempre trovato un partner importante per quanto riguarda l'offerta della specialistica ambulatoriale, non ultimo, soprattutto in questo ultimo periodo e diciamo soprattutto nel post-Covid. Devo dire che è stata importante e lo è tuttora nell'abbattimento delle liste d'attesa, nell'essere a servizio dell'ULSS anche per questo. Certo, questo è un tema sicuramente cruciale, ma insomma da poche centinaia di prestazioni con cui il poliambulatorio è partito si è arrivato a centinaia di migliaia ogni anno, quindi un servizio importante che il cittadino naturalmente ha a disposizione e che apprezza e vi riconosce anche, io credo, questo impegno. Sì, è un impegno importante, arriviamo a 250.000 prestazioni l'anno erogate nelle varie branche specialistiche. Diciamo che abbiamo le 3 branche fondamentali, che sono la radiologia, la cardiologia, la pneumologia, che sono quelle poi che sono fondanti anche per l'ospedale riabilitativo, però poi a corollario ci sono tutte le altre branche che vanno dalla chirurgia all'oculistica, all'otorino, alla ginecologia, all'urologia e la neurologia, che assolvono a tutta una serie di bisogni di salute sia del territorio sia dell'ospedale e dei pazienti ricoverati, come dicevo prima.
Dottor Messina, prima di iniziare la trasmissione così fuori onda parlavamo un po' del fatto che lei è stato ed è testimone della storia di Horace, perché ha iniziato proprio il suo percorso 20 anni fa, quando Horace è stata fondata. Sì, e in effetti io nell'aprile del 2004, insieme al collega cardiologo, il dottor Favretto, venni a dirigere l'allora medicina interna, reparto di medicina interna di Horace, che in un certo senso, insieme ai 2 reparti riabilitativi, fungeva anche da reparto per accogliere quei pazienti che avevano dei fatti acuti e poter quindi eventualmente per un certo periodo trasferirli nel reparto di medicina per acuti, qual era il mio. Poi per quello che riguarda il check-up, noi siamo stati i primi in provincia, insieme a un'altra struttura, nel 2005, e abbiamo cominciato a fare questi check-up di cui parleremo, appunto che il check-up serve per fotografare lo stato di salute della persona e anche nell'ambito della politica di prevenzione, sia primaria sia secondaria. Si figuri, poi entreremo nell'argomento, le posso soltanto dire i numeri di allora e i numeri di adesso. Per fare un paragone, sì, certo. Ecco, nel 2005 furono circa 12 check-up in un anno, adesso l'anno scorso siamo arrivati a 122 check-up, quindi è stato fatto sicuramente un progresso e ci stiamo attrezzando per far meglio. Ecco. Evidentemente, insomma, anche il cittadino ha capito l'importanza di fare prevenzione e di sottoporsi a delle analisi, delle visite specialistiche ambulatoriali che possono insomma prevenire un po' le malattie, un po' le patologie. È fondamentale questo. Ecco, adesso a questo punto le dico qual è l'età per iniziare il check-up. Solitamente noi diciamo che a 40 anni, prima dei 40 ha poco senso, a 40 anni molti fanno il primo check-up. Il primo check-up che è quello medico completo, che comprende una visita cardiologica, poi la visita internistica finale e nel frammezzo ci sono tutte le varie prove da sforzo, c'è anche ci sono tutte le prove radiografiche, le ecografie e poi alla fine, appunto come dicevo, c'è il medico internista che trae le conclusioni. In questo ambito possiamo poi inserire delle visite specialistiche che a secondo, per fare quindi un check-up mirato a secondo l'esigenza del paziente. Certo, ecco. E quindi personalizzare ancora di più quello che è il check-up che una persona viene a fare in Horace. Dottora Adonisio, in collegamento con noi, vorrei che ci parlasse anche un po' di quella che è l'offerta radiodiagnostica e radiologica in Horace, no? Perché anche qui siamo nell'ambito della prevenzione, è sicuramente un tema fondamentale, anche parlare delle tecnologie, poi lo faremo approfonditamente, che sono sempre più moderne e di cui Horace ha a disposizione. Certo, io mi allaccio un attimo alla premessa che ha fatto la dottoressa Tonon, perché io sono stato nel 2004 fra i primi radiologi che veniva a Motta a fare liste ecografiche in consulenza, quindi io ho visto il cambiamento 20 anni dopo, il livello di organizzazione anche in modo esponenziale. Ho trovato, tornato una realtà completamente diversa, ma è piacere trovarla evoluta in questo modo. Evoluta, come si diceva, anche e soprattutto dal punto di vista delle apparecchiature. Noi siamo partiti con pochi ecografi, adesso il parco ecografi è evidentemente aggiornato al livello, diciamo, di qualunque altro ospedale di ottimo livello della zona. Abbiamo macchine nuove, ma a questo si è aggiunto anche altro. In questo momento noi possiamo contare, oltre che sulla risonanza magnetica articolare, che entro pochissimo tempo verrà sostituita e verrà anche ulteriormente associata ad altre apparecchiature. Per esempio in settembre dovremo tagliare il nastro di una nuova risonanza magnetica da 1,5 Tesla con cui fare esami di complessità nettamente superiore, quindi studi body, addome, fegato, pancreas, torace, collo,
studi neuro, quindi un indirizzo anche diagnostico diverso rispetto a quello che fino adesso ha caratterizzato questa struttura. Abbiamo una TAC nuova che è stata installata in ottobre dello scorso anno, con la quale facciamo il 95%, se non il 100% degli esami che si possono fare con questa apparecchiatura, e quindi il campo macchine si è aggiornato o si sta aggiornando al massimo livello possibile, e a questo poi stiamo associando, ma se vuole ci torniamo dopo, anche un lavoro sul personale medico. Certo, poi ne parliamo. Insomma, mi sembra di capire comunque che l'evoluzione dal punto di vista delle tecnologie, dei macchinari, delle apparecchiature sempre più evolute a disposizione sia costante anche negli investimenti che vengono fatti. E questo si traduce in che cosa per i pazienti fondamentalmente, dottore? Ma si traduce intanto nella certezza di avere il massimo livello disponibile per quanto riguarda la tecnologia. Quindi sapere che gli esami vengono fatti su apparecchiature performanti, moderne, dotate di ogni possibile applicativo. Quindi qui a Motta vengono fatti gli stessi esami che vengono fatti negli ospedali, anche anche negli hub, anche negli ospedali più grandi della regione, quindi un livello tecnologico che è di qualità elevata. Il che si traduce anche in alcune tipologie particolari di esami. Noi per esempio facciamo qui a Motta ecografie col mezzo di contrasto, le ecografie peniene dinamiche per lo studio delle disfunzioni erettili. Quando arriverà la risonanza magnetica, cominceremo a fare esami anche abbastanza di nicchia come la prostata, le risonanze mammarie, le risonanze cardiache, quindi diciamo un'offerta di livello importante, insomma, al pari di quella che è possibile trovare in qualsiasi ospedale, sia hub che SPOC della regione. Dottoressa, non le faccio aggiungere un passaggio su questo, visto che lei il suo ruolo di responsabile dell'area ambulatoriale, quindi l'importanza anche in questo caso della tecnologia, di evolversi. Sappiamo che la medicina fa quotidianamente, potremmo dire, passi in avanti, la tecnologia allo stesso modo, l'evoluzione, sapersi adattare e adeguare anche a quelle che sono le novità è fondamentale, no? Sì, è fondamentale, e soprattutto non solo in radiologia ma in tutte le branche che abbiamo di specialistica ambulatoriale cerchiamo di stare al passo coi tempi anche con la tecnologia. Non ultimo abbiamo rinnovato tutto un parco macchine anche per quanto riguarda la neurologia, che consente esami di alto livello anche su pazienti ricoverati ma anche sui pazienti esterni, e questo dà una risposta amplia per quanto riguarda tutte le varie prestazioni che possiamo dare. Cerchiamo, oltre che avere l'innovazione tecnologica, anche di formare in questa innovazione il personale, che è una cosa che non è da poco, soprattutto oltre alla competenza nel gestire le apparecchiature, una competenza nel gestire la persona, nel gestire l'individuo, ed è una competenza che va oltre a quelle che sono le competenze professionali, ma che vede la persona a 360 gradi, o meglio, vede la persona col suo bisogno di salute, quindi delle competenze anche relazionali sulle quali l'azienda ha tanto puntato con corsi di formazione sulla gentilezza, sull'accoglienza, sul modo di relazionarsi alla persona che esegue le prestazioni, che viene e che ha forse in quel momento dei bisogni di salute, e che forse ha anche un momento particolare della vita, per cui la relazione umana e le persone che si dedicano a questo è fondamentale, e la curiamo nei minimi particolari. Anche la capacità, io credo, di comunicare un'eventuale diagnosi, certo, e quindi anche questo. Proprio questo intendevo, le capacità comunicative di un referto, che può essere anche non proprio brillante, che può essere un episodio di malattia, e quindi essere partecipi e allo stesso tempo dare
cercare di darlo nel miglior modo possibile verso chi è il nostro dirimpettaio, il nostro diciamo destinatario della prestazione. Questo è per noi fondamentale. Abbiamo cercato proprio di pensare anche alla persona, non solo alla tecnologia. E questo è sicuramente fondamentale. Ed è il senso, un po' lo slogan di Horace, che è quello di mettere il paziente al centro, no? Sì, avere cura della persona, avere la persona come individuo, pensare che ogni paziente che viene, ogni utente che prende un appuntamento e quindi viene da noi per una prestazione, è una persona e come tale deve essere in qualche modo trattata, e quindi si parte dall'accoglienza, che già nella nostra hall cerchiamo un attimo all'accettazione di avere l'accortezza di essere presenti ai bisogni anche nel momento in cui ci si appresta ad una prestazione, ma in una struttura che magari non si conosce, e poi all'interno degli ambulatori, sia nel personale amministrativo che nel personale medico che nel personale infermieristico o di assistenza. Certo. Dottor Messina, addentriamoci nel mondo dei check-up, sì, perché lei è stato pioniere proprio della realizzazione dei check-up non soltanto in Horace ma in tutta la provincia di Treviso. Perché sono così importanti e perché insomma, tutte le persone dovrebbero comprendere quanto sia fondamentale sottoporsi a un check-up? Come dicevo prima, appunto, è fondamentale iniziare sui 40 anni, perché il check-up, abbiamo detto, ripeto, è una fotografia dello stato di salute, per cui è importante sia nella prevenzione primaria sia in quella secondaria. Ecco, io dico a 40 anni, se noi facciamo il primo check-up, poi se tutto è nella norma, si può procedere a un check-up completo uguale a quello che si è fatto dopo 5 anni. Il discorso cambia se l'età è dei 50 anni. Se uno comincia a fare un check-up a 50 anni ammettiamo che sia tutto nei limiti, allora a quel punto lì si comincia a farlo ogni 2 anni. Quindi il check-up secondo me è anche età dipendente, così se uno lo fa a 60 anni allora il check-up va fatto ogni anno. Quindi il check-up è come dire, è una fotografia dello stato attuale delle condizioni del paziente. E poi, ripeto, è fondamentale, diciamo, nel check-up, come dire, stabilire alcuni punti. Ecco, l'inizio del check-up, come avviene? Cioè, noi praticamente abbiamo un colloquio che può essere o telefonico oppure anche avvenire via mail, per poter poi fare, cioè poter scegliere che tipo di check-up fare con il paziente, perché è chiaro che poi ogni paziente, in base all'età e in base anche alle sue eventuali patologie, ha delle esigenze diverse. E allora il primo movens è appunto il colloquio che appunto in cui io sono disponibile a parlarne direttamente con il paziente, e poi praticamente dopo il colloquio preliminare si stabilisce che tipo di check-up personalizzato si deve fare. Perché ci sono 3 tipologie di check-up? Sì, i check-up, diciamo, che noi facciamo abitualmente sono il check-up cardiologico, il check-up pneumologico o post-Covid e poi il check-up medico, che io definisco, diciamo, il più completo, perché comprende anche quello cardiologico e c'è in più la figura dell'internista che conclude con una relazione conclusiva che poi darà sia al paziente e poi anche al medico di famiglia. Ecco.
Quindi in ogni caso noi abbiamo diverse tipologie, ma ripeto, per me il check-up più completo è quello internistico, che appunto include anche quello cardiologico. Quello pneumologico potremmo dire che è di recente introduzione, proprio nel periodo Covid, sì, no? Perché si era reso fondamentale capire quali fossero gli strascichi che insomma, questa infezione ha causato. È vero, in effetti noi abbiamo appunto fatto diversi check-up anche post-Covid con le competenze pneumologiche, ecco, perché soprattutto il Covid ha lasciato dei reliquati di tipo respiratorio, quindi anche in giovani pazienti. Certo. Dottor Adonisio, parlavamo poco fa insomma, della radiologia diagnostica di Oras, ma anche di Borgo Cavalli. Vorrei che ce ne parlasse, perché insomma, è fondamentale anche questa collaborazione con il centro di Borgo Cavalli, che si trova proprio nel centro storico della città di Treviso. Certo, Oras, gli utenti sono abituati a identificarlo con la struttura di Motta di Levenza, in realtà anche a Borgo Cavalli è una propagine importantissima, peraltro, di Oras, in cui svolgiamo più o meno le stesse attività. Ci sono delle liste ecografiche, ci saranno presto anche degli esami radiografici nell'ottica del percorso dedicato al paziente oncologico, quindi anche lì c'è un'attività che ci consente peraltro di tenerci in contatto organizzativo, in rapporto organizzativo anche stretto con le altre radiologie della provincia, quindi c'è Treviso ma anche Oderzo. Oderzo è più prossima geograficamente, ma il rapporto con Treviso è molto stretto, come accennava prima la dottoressa Tonon, e quindi Borgo Cavalli è una maniera anche di partecipare in modo attivo all'attività radiologica anche della città stessa di Treviso. Com'è questa collaborazione con questa rete di radiologie diagnostiche, insomma con questa rete anche di professionisti con i quali quotidianamente vi trovate a lavorare, a confrontarvi e insomma, a capire insomma, quello che accade, quello che viene fatto ai cittadini? Io intanto parto da un vantaggio logistico importante, che i 3 direttori delle radiologie di Treviso, Oderzo e io di Motta siamo legati da antica consuetudine lavorativa e anche da amicizia, che ci consente di collaborare in modo abbastanza schietto e diretto e di sentirci molto spesso anche sulle problematiche di condivisione, per esempio dei protocolli di esame, di tutto quello che riguarda la sfera del paziente dal punto di vista dell'approccio diagnostico, e questo è stato. E in quest'ottica si pone poi anche il rapporto di collaborazione che archeologi sia trevigiani sia pitergini hanno con la nostra struttura, e questo completa l'offerta formativa. Si è cercato negli ultimi tempi di strutturare dentro Oras un gruppo di medici radiologi, diciamo abbastanza stanziali, che potessero costituire un nucleo di un gruppo che io spero possa espandersi presto, e con il quale sia possibile fare un progetto su una distanza medio-lunga, quindi di crescita, di progressione, di affinamento anche delle qualità diagnostiche. Quindi, riassumendo, esiste questo nucleo di medici radiologi che viene poi coadiuvato da un gruppo di consulenti esperti, molti esperti che noi abbiamo selezionato con cura, e poi a questo si aggiunge ulteriormente una rete esterna che è quella dei rapporti professionali con Treviso e con Oderzo, con cui, ripeto, abbiamo rapporti ottimi. Certo. Prima di andare in pubblicità le chiedo brevemente se ci racconta un po' quali sono anche le prestazioni di nicchia, insomma quelle un po' più particolari, un po' più insomma, specifiche che potete insomma, erogare. In questo momento l'aspetto più peculiare è l'aspetto ecografico. Come ho accennato all'inizio, noi da settembre dello scorso anno abbiamo cominciato a inserire nelle liste di lavoro le ecografie col mezzo di contrasto, che hanno prevalentemente applicazioni addominali, il fegato e il pancreas, ma hanno anche altri ambiti di applicazione, come per esempio studi vascolari, studi sui linfonodi, in particolar modo del collo. E poi un esame
che non credo facciano in molte regioni, perché vedo arrivare gente veramente da ogni parte del Veneto, le ecografie peniene con la farmacostimolazione, che credo sia abbastanza particolare, necessita di tempo, di accortezza verso il paziente e che non fanno in molti in questa regione, quindi in questo momento siamo fra i pochi a offrire questa tipologia di esame. Poi, con il passare del tempo, quando arriverà la risonanza magnetica nuova, l'alto campo, il Tesla e mezzo, riusciremo a fare anche esami particolari. Per esempio, io ho una buona esperienza in ambito cervicale, quindi la patologia neoplastica in ambito cervicale, o esami neuro, o la prostata per esempio, che ha un ambito di applicazione importante in risonanza magnetica. Quindi allargheremo di molto anche il campo degli esami fra virgolette di nicchia, ampliando molto l'offerta ai cittadini. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, davvero pochi minuti, poi torneremo ancora in diretta insieme e continueremo a parlare di check-up, di prestazioni ambulatoriali e anche di Horas Plus, questa piattaforma insomma, di cui vi parlavo all'inizio, che è un arricchimento ancora di più, se vogliamo, delle prestazioni ambulatoriali di Horas. A tra poco. Rieccoci nuovamente in studio, ancora in diretta insieme agli specialisti di Horas, l'ospedale riabilitativo di alta specializzazione di Motta di Livenza. Ormai lo sappiamo, è un punto di riferimento importantissimo nella riabilitazione di pazienti complessi con esigenze specifiche. Arrivano pazienti da tutta Italia, non soltanto dal Veneto. Pensate che qui possono davvero trovare dei percorsi mirati, specifici, personalizzati, con professionisti di grande esperienza. Ma all'Horas non c'è solo questo, c'è anche un grande servizio di visite ambulatoriali, di prestazioni specialistiche in un'ottica di prevenzione, no? Abbiamo detto. Dottoressa Tonoli, allora le chiedo di raccontarci un po' meglio come avviene il primo accesso, il primo impatto di un paziente che insomma arriva in Horas e insomma ha bisogno di una prestazione ambulatoriale specialistica o un pacchetto. Sì, Horas nell'ultimo periodo ha cercato di venire incontro anche a quello che è un bisogno di salute, ma un bisogno di salute soprattutto di prevenzione. E nell'ambito della nostra storia di specialistica ambulatoriale abbiamo compreso che sia da parte degli utenti, del pazienti singolarmente, delle persone, c'era anche un bisogno anche da parte delle aziende di pensare alla salute dei propri dipendenti. Per cui Horas ha istituito anche una serie di prestazioni per pazienti solventi in proprio, che potevano essere singole prestazioni, e nel tempo si è visto che la cosa che più era gradita erano anche dei pacchetti di prestazioni che potessero interessare un bisogno di salute del paziente, che potessero essere facili ed accessibili, ma che allo stesso tempo venissero erogate in un'intera, solo in una giornata, in poche ore. Questo era un qualcosa di più che Horas poteva dare alla popolazione, per cui si è chiamato Horas Plus, per questo, perché era un di più che comprende sia prestazioni singole, e quindi le più svariate prestazioni che possiamo erogare, oppure anche delle prestazioni a pacchetto, piccoli pacchetti che interessino magari dei distretti corporei. Può essere il pacchetto della vista, il pacchetto dell'udito, il pacchetto dedicato alla donna prima dei 45 anni, dedicato alla donna dopo i 45 anni, perché sono bisogni di salute diversi, sono bisogni di salute che cambiano col cambiare dell'età e che cambiano anche nel tempo. L'uomo la stessa cosa, prima dei 45 anni, dopo i 45 anni, le prestazioni possono essere diverse, però allo stesso tempo sono meno di un check-up che
guarda la salute e fotografa la persona, la salute fisica della persona e la fotografa a 360 gradi. Questi sono proprio dedicati a piccoli problemi che magari il paziente ha necessità di capire e di rivolgersi a qualcuno che, essendo noi un ospedale, forse riusciamo ad essere, e con un'esperienza decennale possiamo essere sicuramente anche forse più completi nella risposta che diamo a questo bisogno di salute. La persona che ha necessità si può approcciare al nostro numero telefonico, abbiamo un numero dedicato che è lo 0422 287234. Lo abbiamo visto scorrere più volte durante tutta la puntata. Oppure tramite una mail e se il paziente ha già chiaro qual è il suo bisogno, lo esprime e ci sarà sicuramente una segretaria dedicata che lo accoglie. Dopodiché però ci può essere anche il paziente che non ha questo chiaro il suo bisogno di salute, ma ha dei sintomi. Ecco che interviene il dottor Messina, che per noi è il consulente anche per questi pazienti, nel senso che li aiuta a indirizzarsi verso quello che è il pacchetto più adeguato a quel bisogno, a quei sintomi, a capire e a risolvere un problema. Perché, dottor Messina, molte volte i sintomi sono molto generici e quindi anche il paziente ha un po' di difficoltà nel riferirli e nel capire dove può stare, insomma, la problematica. È giusto, qui l'esperienza clinica conta molto e quindi in questo caso il mio apporto spesso può essere determinante nel chiarire quelle che sono le vere problematiche del paziente. Per cui, come ha detto bene la dottoressa Tonon, poi io indirizzo verso un certo tipo di percorso. Questo è fondamentale. Questo è fondamentale. Chiedo a Francesca Pezzo e Renato Capoia in regia se ci riescono a mandare in onda il video relativamente al sito che, insomma, per chi è un po' più tecnologico vorrei che riuscissimo a spiegare anche nel dettaglio come si fa e far capire quanto è facile anche con l'utilizzo di internet. Sì, è facilissimo, ossia ci si collega al nostro sito, il sito di Horas, e si va nella parte della libera professione, si trova tutto descritto, a chi rivolgersi, che cosa fare, le mail, l'indirizzo mail a cui mandare, proprio parte in automatico nel contattaci subito, sono descritti i vari professionisti, le prestazioni che facciamo e anche i pacchetti che noi potremmo dare, oltre e non ultimo ai check-up. I pacchetti sono anche visivamente facili e intuibili, basta cliccare sul pacchetto che pensiamo di avere individuato di nostro gradimento o di nostra necessità e si gira la cartolina con le prestazioni che dedichiamo a quel pacchetto. Quindi le prestazioni in dettaglio, e a quel punto uno può essere consapevole di qual è il suo percorso che farà quel giorno in cui viene e programma con noi quel pacchetto. Abbiamo visto percorso uomo, donna, percorso cuore, percorsi vita sana. Questi sono molto interessanti. Sì. Perché cerchiamo di abbracciare tutte quelle che possono essere le esigenze, e ce ne sono anche altri in via di programmazione, proprio perché vediamo che c'è un'esigenza diversa a seconda delle età, a seconda delle caratteristiche. C'è chi già sta male, chi invece sta benissimo, ma ha bisogno di capire qual è il suo stato di benessere, se tutto è a posto, se possiamo fare qualcosa di meglio, se ci sono dei consigli ulteriori, e questo è importante per mantenerci sani.
E sono molti, abbiamo visto tiroide, sì, udito. La tiroide, l'udito, la donna nei vari aspetti e l'uomo nei vari aspetti a seconda delle età, e interessano tutti i distretti corporei, anche il fatto del percorso dell'angiologia, per esempio, l'osteoporosi nella donna, chi ha già dei problemi o chi pensa che, vista l'età, magari potrebbe conoscere anche il suo stato di salute da questo punto di vista, credo che sia fondamentale. Si possono personalizzare questi pacchetti che sono già preconfezionati, diciamo così, o c'è la possibilità di aggiungere, levare qualche cosa proprio per personalizzarli al massimo? Sicuramente sì, ecco, facciamo un esempio che vale per tutti, il check-up medico completo, il quale appunto è dotato di una visita cardiologica e di una visita internistica conclusiva, e poi ci sono tutte le varie i vari test di immagini, tipo l'ecografia e la radiografia, e i vari test specialistici cardiologici come la visita cardiologica, l'ecocardiogramma e il test da sforzo. Allora, questo è la base. Poi è chiaro che, facciamo un esempio, se una persona viene da noi, come sono venute, di oltre 80 anni, chiaramente ci si mette d'accordo e si evita il test da sforzo, perché a quel punto ha poco senso. Oppure se viene un paziente che ha delle problematiche di tipo urologico, una persona sopra i 50 anni, allora inseriamo la visita urologica. O se viene un paziente che ha delle problematiche di tipo oculistico, inseriamo la visita oculistica. Ecco, quindi il check-up è a fisarmonica, noi possiamo a nostro piacimento personalizzarlo nell'interesse del paziente. Certo. Ecco. Dottor Adonisio, per quanto riguarda invece la radiodiagnostica di Oras, sono prestazioni che sono anche al servizio di coloro che sono degenti all'interno dell'ospedale, non soltanto da chi viene da fuori e si sottopone a questi esami, è corretto? Sì, è correttissimo, in realtà è successo il contrario, cioè un supporto ai pazienti veggenti poi ci ha dato la possibilità di sviluppare questo servizio ambulatoriale per gli esterni, che, ripeto, come è stato accennato prima, è di importanza strategica fondamentale, perché nell'ambito della riduzione dei tempi di attesa per gli esami della provincia ormai ha un ruolo fondamentale. E questo ci ha consentito via via nel corso del tempo anche, come si è accennato prima, di allargare anche la tipologia di prestazioni. E poi volevo dire una cosa anche, nell'ottica sempre dell'accoglimento del paziente. Noi qui a Oras abbiamo una circostanza organizzativa tale per cui non abbiamo le urgenze di pronto soccorso, cioè non siamo dedicati alle urgenze. Questo vuol dire che la nostra organizzazione lavorativa si è svolta in modo tale da garantire comunque il massimo della produttività. I numeri che facciamo ovviamente ne sono testimonianza, ma una corretta organizzazione del lavoro ci ha consentito anche di ritagliarci lo spazio necessario a cogliere il paziente, a parlarci prima dell'esame, a parlarci durante l'esame e poi, se necessario, se il paziente richiede ulteriori spiegazioni, anche ad avere il tempo necessario per dedicarci a lui, e quindi ripristinare anche una forma di contatto umano con il paziente che nel corso degli ultimi anni, purtroppo per i ritmi abbastanza vertiginosi a cui è sottoposta la sanità, si è un po' persa. Ce lo dico anche come mia esperienza personale negli ultimi anni. Qui abbiamo avuto la possibilità, organizzando il lavoro in modo corretto, di ritagliarci anche lo spazio da dedicare fisicamente al paziente. Poco fa lei ci aveva parlato dell'arrivo dell'altocampo, il Tesla e mezzo. Che cosa porta in più per i pazienti? Che tipo di strumentazione è? Questo vorrei cercare di capire insieme a lei. Che tecnologia all'avanguardia è questa? Il Tesla e mezzo, in realtà, proprio detto in modo proprio base, è una calamita un po' più forte rispetto alle risonanze magnetiche più piccole, e avendo il campo magnetico una intensità superiore ci permette di vedere molto meglio tutte le strutture che possono essere viste con una risonanza magnetica a basso campo, in cui prevalentemente studiamo le articolazioni, spalla, ginocchio, mani, eccetera,
e ci consente di studiare tutto il resto del corpo con una qualità che deve essere adeguata, perché adesso le richieste dei clinici sono giustamente anche consone al livello che ha raggiunto la radiodiagnostica. Quindi un altro dei nostri scopi, una missione vorrei dire, della radiodiagnostica di Horas è dare una risposta, cioè noi siamo dei consulenti. Quindi siamo chiamati a dare una risposta a una domanda. Questa risposta, io su questo punto batto molto anche con i miei collaboratori, deve essere una risposta il più possibile conclusiva, a domanda e risposta. Poi è chiaro che non sempre ci riusciamo, ma insomma lo sforzo è quello. E appunto la risonanza magnetica ci permetterà di ampliare, ma ampliare a 360 gradi il tipo di prestazioni che possono essere erogate. Quindi ripeto, tutta la parte body, in particolar modo l'addome, quindi lo studio del fegato con dei mezzi di contrasto dedicati a quell'organo, ma anche il torace, anche il collo, tutta la parte di neuroradiologia e anche, perché no, alcuni quadri articolari particolarmente complessi che noi normalmente studieremo con macchine a basso campo, ma alcuni quadri complessi, per esempio pazienti giovani con condropatie, con problemi cartilaginei precoci, ovviamente quelli verranno studiati sull'apparecchiatura a alto campo, perché dobbiamo dare una risposta delle volte non soltanto qualitativa, cioè qual è il problema, ma anche quantitativa, ossia a che punto siamo, e questa valutazione può essere data in alcuni casi soltanto con l'alto campo. E quindi, dottor Adonisio, anche, mi permetta di capire, intercettare delle lesioni anche molto piccole, quindi ad uno stadio iniziale, e per poi insomma capire qual è il percorso terapeutico migliore. Questo è anche uno dei vantaggi di questa nuova apparecchiatura? No, se parliamo della risonanza magnetica in realtà non intercettiamo granché, ma in risonanza magnetica si arriva perché è stata intercettata una lesione da un'altra parte con un altro metodo di studio. Per esempio il classico proprio caso paradigmatico è l'ecografia, vediamo un nodulo epatico che non riusciamo a caratterizzare con il solo esame ecografico, allora lo portiamo in risonanza magnetica, specialmente se si tratta di pazienti giovani, perché la risonanza magnetica ha anche un altro vantaggio grosso rispetto alla TAC, è che non erogando radiazioni ionizzanti non provoca alcun danno biologico, quindi è un esame che possiamo fare tranquillamente anche a persone giovani. Quindi in realtà non intercetta lesioni iniziali, ma ci permette di risolvere in breve tempo un dubbio diagnostico su lesioni intercettate con altri diagnostici. Quindi di indagare ancora meglio sostanzialmente? Di dare fondamentalmente una risposta il più possibile definitiva. Lì siamo su una metodica di secondo, a volte terzo livello, e quindi quando il paziente arriva in risonanza magnetica gli va data una risposta. Non possiamo più essere vaghi, ma bisogna essere nel merito precisi. Le chiedo un'ultima cosa, quando ci si sottopone a un esame di qualunque genere, insomma, si ha poi un po' il desiderio di sapere qual è il referto nel più breve tempo possibile, insomma, no? Qual è il livello di risposta che Horas riesce a garantire? Noi abbiamo gli stessi vincoli che esistono nel resto dell'azienda, cioè gli 8 giorni lavorativi. In realtà io posso affermare tranquillamente che nell'80-85% dei casi i referti sono pronti in molto meno tempo, in 2 o 3 giorni i pazienti hanno quasi sempre la risposta pronta e, altro vantaggio grosso, la possono scaricare direttamente dal sito, oppure se vivono nel Trevigiano, proprio intorno alla sede di Treviso, anche a Borgo Cavalli c'è un centro in cui è possibile ritirare la risposta. È chiaro che se il referto è un referto ecografico, la stampa è uguale, quindi uno va a casa, se la scarica via internet oppure in farmacia, in genere in giornata, quindi la risposta ecografica è immediata e può essere fatta in diversi modi. È chiaro che se l'esame è un esame più impegnativo come una TAC, una risonanza magnetica, in cui il paziente deve ritirare il fisico o comunque scaricare su una chiavetta, è chiaro che deve recarsi in un punto in cui possa essere erogato anche il supporto informatico, in questo caso il CD quasi sempre, e quindi o da noi a Horas oppure a Borgo Cavalli. Chiaro, grazie. Andiamo più nello specifico, dottoressa Tonon. Facciamo un esempio di un pacchetto, soprattutto mi piacerebbe molto parlare del pacchetto donna, perché insomma le esigenze, le necessità sono molte. Vediamo anche con l'aiuto del video, insomma, che ci aiuta a capire ancora meglio quanto sia facile e immediato, insomma, poter prenotare. Ci fa una panoramica di questo pacchetto? Sì, il pacchetto donna, che può essere visto a seconda dell'età, sono
sotto i 45 anni o sopra i 45 anni. Se scegliamo quello sopra i 45 anni comprende sicuramente la visita ginecologica, il pap test, l'ecografia transvaginale che ormai non si disgiunge più dalla visita ginecologica, la mammografia e l'ecografia mammaria. Questo è un andare a fotografare uno stato di salute della donna in un momento che si presume che dopo i 45 anni ci sia un momento anche della menopausa e quindi il corpo che cambia sostanzialmente. La donna sente questo cambiamento ma ha bisogno di essere un po' anche accompagnata, è per quello che li chiamiamo anche percorsi, perché ha bisogno di essere accompagnata in questo momento che vedrà lo stato di salute in quel momento, ma che poi è un prendersi cura anche della donna e che magari si suggerisce ci rivediamo fra un anno, fra 2 anni, proprio perché deve essere accompagnata con magari con altri sintomi, può associarsi anche a un pacchetto osteoporosi se questo poi nel tempo potesse essere un bisogno di salute della donna stessa. Sotto i 45 anni invece è la donna in età fertile che ha più o meno le stesse prestazioni del pacchetto over 45, ma che invece della mammografia fa l'ecomammaria, la visita ginecologica ci sta lo stesso, il pap test, però è rivolto a una donna in età fertile e che ha delle problematiche probabilmente diverse rispetto a quelle della donna che va verso i 50 anni, insomma. Dottor Messina, per l'uomo invece che proposta di check-up o di percorso salute possiamo fare? Per l'uomo è chiaro che il check-up, ripeto, quello medico, abbiamo detto è un check-up completo. Se invece c'è un percorso uomo limitato agli esami del sangue di routine, praticamente che sono la glicemia, i parametri epatici, renali, l'emocromo, ed è chiaro l'elettroforesi proteica, alcuni esami della tiroide che studia la funzionalità tiroidea del TSH, l'esame delle urine e poi se siamo sopra i 50 allora è indicato fare anche il PSA. Se sotto i 50 si può evitare benissimo di farlo, anche perché queste sono le linee guida generali. Poi il sangue occulto come screening si farà sia per l'uomo sia per la donna sopra i 60 anni. Ecco. Questa è un po' la panoramica. Sì. Motta di Livenza, l'ospedale riabilitativo di alta specializzazione Oras sarà il fulcro di questi percorsi di Oras Plus che abbiamo raccontato, ma non sarà l'unico posto in cui poterli fare. Sì, attualmente abbiamo cominciato come Oras Plus in particolare a Motta di Livenza, che è la sede centrale del nostro ospedale, però abbiamo ambulatori anche a Borgo Cavalli, in centro a Treviso, e già alcune prestazioni di Oras Plus le facciamo anche là e probabilmente col tempo sicuramente saranno accessibili anche i pacchetti, direi anche fra poco tempo. Appunto stiamo valutando di offrire a tutta la popolazione che ne ha bisogno o che gradisce questo tipo di servizio, perché ci sembra un servizio che può percorrere i tempi che stiamo vivendo. Diciamo che forse Oras ha accompagnato quello che è il sistema salute da 20 anni a questa parte, quindi l'evoluzione sia delle apparecchiature, della tecnologia, delle prestazioni, anche del servizio verso l'azienda ULSS per le liste d'attesa è stato sempre accompagnato da quella che è stata un po' il sistema sanitario nazionale e l'evolversi della sanità in questi ultimi tempi. Per la peculiarità di Oras di essere ospedale riabilitativo innanzitutto, abbiamo forse anche un'accessibilità particolare, soprattutto a Motta di Livenza, per quanto riguarda i pazienti con disabilità, proprio perché siamo abituati a gestire la riabilitazione e quindi le prestazioni sono, diciamo,
forse rese anche più semplici e hanno un'accessibilità che non è data in tanti altri centri. Certo, ed è importante sottolinearlo. Ultima cosa, prima insomma, di concludere il tempo a nostra disposizione, sono tutti i servizi che Oras propone per i singoli cittadini, ma non solo, anche per le aziende, perché sempre più aziende mettono in atto quello che è il welfare aziendale, no? E quindi scelgono di regalare, insomma, proporre ai propri dipendenti questi pacchetti, è corretto? Sì, come dicevo prima, l'offerta di Oras e la programmazione, la visione di Oras proprio di queste prestazioni di Oras Plus è nata anche dall'esigenza, cioè abbiamo visto che c'era l'esigenza nel territorio, non tanto o soprattutto anche per i singoli cittadini, ma anche per le aziende. Le aziende hanno cominciato a chiedere prestazioni a pagamento per i loro dipendenti, per il welfare aziendale e ha cominciato anche a chiedere pacchetti, piccoli pacchetti, per non parlare dei check-up. Per cui abbiamo visto che questo poteva essere un servizio che correva al passo coi tempi e ci siamo adattati e speriamo e cerchiamo di farlo nel modo migliore, garantendo una qualità, e la qualità dell'ospedale di Motta di Livenza è una qualità, diciamo, che viene dal fatto di essere un ospedale da sempre, cioè le prestazioni cerchiamo di curarle come una struttura che ha un'esperienza decennale in sanità. Non ci siamo improvvisati, siamo un ospedale da tanto tempo e cerchiamo di percorrere i bisogni di salute insieme anche alla popolazione. E questo è fondamentale. Siamo in chiusura e io ringrazio la dottoressa Manuela Tonon, responsabile area ambulatoriale e servizi sanitari per esterni. Grazie al dottor Quirino Messina, medico internista e coordinatore check-up percorsi salute. Grazie dottore. Ringrazio, è stato in collegamento con noi anche il dottor Giancarlo Adonisio, responsabile servizio di radiodiagnostica in Oras. Grazie dottore di essere stato con noi. Grazie a voi per averci seguito, grazie a Francesca Pezzo e Renato Capoia in regia. Vi lascio al film e vi auguro un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.